Scatman's World. Ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su MotoGP 13 ragazzi, prime qualificazioni, prima gara in Qatar della carriera ragazzi, veramente, adesso siamo in Moto 3, non siamo più delle wild card ma siamo piloti professionisti. Ora, le prime qualificazioni sono andate dai 11° tempo, ho fatto un po' di cappellotti, però va bene così. Come velocità, come durata di gara ho messo intanto 15% e difficoltà media, però nella seconda gara volevo provare 25 in difficoltà difficile. Adesso vediamo questa gara come va, poi vediamo. Come avversario ho messo Danny Webb. Ok, partiamo ragazzi, la tensione alle stelle, Gran Premio del Qatar. Ragazzi, ho abbassato il volume al minimo del gioco, speriamo bene. E che altro? Ho levato proprio i flashback perché mi stanno sulle balle ragazzi, non voglio flashback sulla modalità carriera del Comendone. E adesso andiamo. Gara! Si chiude qui questa sessione di qualifica e, dopo un confronto accesissimo che ha visto i piloti dare il massimo fino alla fine, possiamo finalmente conoscere il nome che domani partirà dalla prima posizione. Ok, nuova immagine sbloccata, livello 3 e si gode ragazzi. L'obiettivo è il 12° posto, non possiamo fallire. Tensione comendiana. Buonasera, buonasera dal circuito di Losail, finalmente l'attesa è finita e una nuova stagione del Moto Mondiale sta per cominciare. Moto e piloti sono quasi pronti per scendere in pista e tra pochi minuti inizierà aria, il Gran Premio del Qatar, classe Moto 3. E si gode. Vai ragazzi, andiamo a dominare la prima gara. Vai Comendone, vai. Il Comendone veneziano vuole dominare la prima gara in carriera. Subito duello con Antonelli e Webb, dai ragazzi. Forse ho scelto un avversario troppo forte, chi lo sa, ma il Comendone comincia a dominare la scena con una curva incredibile. Vai venezianone. Non possiamo sbagliare ragazzi, abbiamo 0 flashback. I primi volano chiaramente, occhio Comendone, occhio. Credo che tanti hanno criticato la grafica di questo gioco, a me sinceramente non dispiace ragazzi, sicuramente non è come Formula 1 o altri giochi, ma chi se ne frega insomma, la grafica non è tutto. E il Comendone è settimo davanti a Webb, dai ragazzi. Dai venezianone. Occhio no! Troppo paura di sbagliare ancora, non sono ancora sicuro delle mie possibilità. Ragazzi, probabilmente per il momento andiamo di 3 giri e difficoltà media, perché non siamo ancora pronti, Così ci divertiamo di più ragazzi, tanto chi se ne frega, noi non siamo pro gamer che dobbiamo giocare per forza a difficoltà reali, l'obiettivo numero 1 è il divertimento ragazzi. Però dobbiamo superare Webb, se no mi girano i coglioni. Dai Comendone, una staccata degna di nota, cazzo. Vai con la staccatona degna di nota. Bravo Comendone. Ecco, anche il settimo posto è più che sufficiente per il momento, no. Mamma mia, ho troppa paura, cazzo. Il Comendone ha paura. Il numero 27. Vediamo il rettilineo, se mi dà via tanta merda. Pensavo peggio, dai. Tensione alle stelle ragazzi. Tensione comendiana. Bravo. I primi 6 sono impossibili. Sono sissis. Questo si chiama sissis. Ragazzi, mi scuso per le pronunce dei piloti, ma dopo Moto 3 non sono esperto. Ma ci divertiamo di più a sentire il Comendone cazzeggiare con i nomi. È più divertente secondo me.
Davanti a noi c'è Sissis. C'è la principessa Sissis. Perché avevamo un buon vantaggio. Non è che gestiamo la situazione in maniera perfetta. Dai, che arrivare settimo nella prima gara non è male, Non sarebbe male, dai. Cerchiamo di superare la principessa Sissis. No! Bravo, mamma mia. Attenzione alle stelle, tifosi. Tifosi che sono pronti a festeggiare l'impresa del Comenda. Tutti amano il Comenda, ragazzi, anche su Twitter. Dai. Intanto avevamo un buon vantaggio sull'ottavo. E inizia l'ultimo giro comendiale. Intanto giro record per Rino Gattuso. Rins 2.13. Noi andiamo pianino, che chi troppo vuole nulla stringe. Comunque non siamo ancora pronti per il livello difficile. Non siamo ancora pronti. Come giri ne manteniamo 3 intanto, perché comunque le moto sono troppo lente e non posso fare video da 50.000 minuti. Ho ascoltato ho letto i consigli. Mi avete detto, la maggior parte hanno detto 15% o 25%, però il 25% secondo me è meglio in Moto 2 o MotoGP. Ragazzi, sto registrando a un orario improponibile, quindi se vaneggio più del solito scusate, ma la prossima settimana ho veramente tante cose da fare, devo registrare più video. È quasi l'alba ormai, dai cazzo, la principessa Sissis è vicina. La principessa Sissis è vicina. Non rischiamo troppo però. Dai che voglio la garona come grande, Comenda, grande. Adesso, per favore Comenda, non cappellare adesso. Tipo Saxering. Dai, sesto posto, veramente qua mi fanno una pippa, fiori. Tory Black arriva direttamente dal Qatar. Qua a Venezia. Stai zitto Comendone, non portare sfighe. Se c'è Marquez, cos'è, parente di Mark? Ocio, bravo, dai che forse recuperiamo altre posizioni, dai Comendone. Dai Comendone, provaci, chi se ne frega, noi dobbiamo rischiare, vai la staccatona comendiana, bravo. Dai, quinto posto, ti prego. Dai, quinto posto per cominciare la carriera. Niente da fare. Maledetto Marquez, sesto posto, ma va benissimo. Grande Comenda, comincia alla grande la carriera e si gode, ragazzi. Tra poco la regia ci porterà al parco chiuso per assistere ai festeggiamenti del podio, ma prima diamo una rapida occhiata ai piazzamenti finali. Grande Comendone. Campionato piloti. Il Comendone ha preso 10 punticini fondamentali. Costruttori anche, bella. Siamo primi, però KTM è piena di moto. Buono. Vai fans. Fan totali 44.000. Cazzo. Grande Comendone. Vediamo le email. Grande piazzamento, i miei complimenti per il risultato che ho ottenuto oggi. Sei riuscito a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Siamo contenti. Ciao. Grazie. Manager personale, grande risultato. Continua così, perfetto. Interesse team. Cazzo. C'è già la Red Bull? Che è la più forte. Mi avete detto che la Red Bull è la più forte. Quindi bisogna provare a sfidare uno di questi. Proviamo, ragazzi, proviamo subito. Ok. Sono tutti felici qua da Twitter, perfetto. Andiamo alla prossima gara. Austin. Ecco, non mi piace molto questa gara.
in Formula 1, speriamo bene per fare con l'aeroplanino. Si va a Austin dal Qatar. Tararara. Perfetto, raga. Ok, allora, email. Obiettivo quinta posizione, bene. Possibile avversario con il team. Magari, cazzo. Noi ci proviamo. Feed sociale. Speriamo in una bella gara ad Austin. Ragazzi, il team sta lavorando solo per preparare la trasferta di Austin in America per la prima tappa statunitense. Incrociamo le dita. Romano Fenati. Sono gli altri piloti questi, bene. Ok, ragazzi, andiamo con le stesse impostazioni. Raga, qualificazioni molto complicate a Austin, gara difficilissima con le moto, 15esimi. Il nostro avversario purtroppo è quarto, è una moto veramente velocissima. Speriamo bene, ragazzi. Alex Rins ancora pole position. Alex domina. Speriamo bene, ragazzi. L'obiettivo è arrivare quinti, ma la vedo un po' dura, ragazzi. Andiamo. Andiamo in gara. È da poco terminato il turno di qualifiche mentre i piloti Vai, rientrano ragazzi, ai andiamo. box. Remontata come indiana. Dobbiamo arrivare almeno quinti e cercare di superare il nostro avversario. Vai, ragazzi. Buona partenza. Adesso partiamo subito con una salita molto complicata. Bravo Comendone, ottima partenza, siamo già ottavi. Il Comendone c'è. Occhio. Porca mignotta. Avviso, attenzione, rischio la penalità. Molto bene. Tanto siamo davanti all'avversario. Il nostro avversario, calma. Gran calma, perché andare subito in Red Bull sarebbe una cosa fantastica. Dai Comendone, siamo quarti. Siamo quarti in classifica, gran calma. Ok, adesso dobbiamo stare molto attenti a non tagliare le curve, altrimenti drive through là, che come cazzo si chiama, e ci becchiamo la penalità. Sarebbe bella la seconda gara già podio, ma qua occhio, no, ste cappellone però, no, ste cappelle. Cerchiamo di stare davanti però all'avversario, così magari ci prendiamo quella moto là. Se prendiamo quella, godiamo la grande settimo addirittura. Bene, bene. Ok, primo giro quasi completato. Tensione altissima. Tensione anche per la fidanzata del Comendone, la meravigliosa Tori, che è ai box, che è pronta a festeggiare col Comendone in caso di quarto posto o addirittura podio. Ragazzi, qua però siamo già vicini al podio, la seconda gara. Dobbiamo aumentare il livello. Guardate la zoccolotta, incidente per la Carrasco, incidente. Siamo già quarti, tranquilli, però, La prossima gara aumentiamo il livello, perché il Comendone non vuole vincere subito. Avviso, cazzo ho fatto? Giro record per il veneziano intanto. Non ci credo. Per il taglio di curva probabilmente. Fastest lap per il Comendone veneziano. E si gode. Intanto ancora avviso, non capisco il perché. Che cazzo è successo? Forse un bug del gioco, speriamo, non capisco. Intanto siamo terzi, raga, siamo terzi. Dai Comendone. Dai Comendone. Bravo Comendone, che rischio. Ma siamo terzi. Curva pericolosa. Dato l'avviso rimane, non capisco.
Forse piccolo bug, forse non lo so, ma siamo secondi. No, più che avanto. Ho bisogno della mia Tori vicino. Noi abbiamo un super vantaggio dal quinto. Sono più veloci loro, però sarà dura prendere il podio. No, oddio. Delle penalità? Speriamo di no, cazzo. Capisco perché sto avviso è ancora presente. Vabbè, non dobbiamo perdere la concentrazione, però dai. Possiamo tentare il miracolo. Primo podio della seconda gara. Dai, Comendone. Poi Austin che ha tracciato di merda, mi sta sulle balle. Bravo Comendone, questa curva presa benissimo. Vai, vai, cavolo. Dai, terzo posto però. Il retrino questo mi dà via il culo. Vignales, come cazzo si chiama? Non mi ricordo più, me l'avete scritto in 50, ragazzi. Giro record per Salom. Giro record per Salmone. Intanto il nostro avversario è sesto e si gode. Adesso voglio un final lap comendiano. Vai di final lap. Giro record per il Comendone veneziano. Il Comendone veneziano sta tirando alla grande, ragazzi. Gara fenomenale per il talentino di Venezia, per il gondolaro più gondolaro del mondo. Madonna. Rischio incredibile. A questo punto possiamo tentare anche di vincere. Se vinciamo andiamo subito in KTM Red Bull, anche se Red Bull mi sta sul cazzo. Comunque dobbiamo aumentare il livello di difficoltà. Preferisco soffrire di più, ma non posso arrivare terzo alla seconda gara in carriera. Non mi piace. Dai cazzo, però qua voglio arrivare secondo almeno, però Dai Comendone. Attenzione che questa curva è bastarda. Red Bull vaffanculo, cartellone di merda. Occhio. Staccatona, non sbagliare, non cadere, non cappellare. Dai almeno il podio, dai almeno il podio. Dai almeno il podium. Vai di podium. Poche curve separano il Comendone da uno storico terzo posto. Ma qua attenzione, prendiamola in pieno e chi se ne frega. Incidente per Ferrari, per Ferrari non... Aspetta, scusate ragazzi, non... sono troppo concentrato. No, sono caduto adesso. No, cazzo, l'ultima curva, Dio santo. Porca puttana di merda. No, mi supera anche il mio avversario, non ci credo. Sono un coglione, all'ultima curva ancora e sono sesto. Ma porca puttana. Non ho parole. Il parco chiuso. No, non ci credo, sono un deficiente. All'ultima curva. 20 punti in classifica, siamo sesti. No, silenzio stampa Comendiano. Ragazzi. Livello 4, ma silenzio stampa Comendiano. Non ci voglio credere ancora dopo il Sachsenring. Ancora una volta. Dopo 2 volte il Sachsenring anche Austin. No, fioi no. Ma quella porca di quella puttana di merda. Team manager. Risultato deludente. Ero secondo, sono un deficiente, era cagare. Giornata storta, sì, vai amore, vai. A me interessa il team qua. Vi riproviamo contro quello stronzo di merda. Feed sociali. Io mi chiedo come Avant Tecno possa tenerti con loro, vaffanculo. Bella battaglia in pista con Veneziano.
È finito le gomme, principessa Sissi, non rompere il cazzo. Grande battaglia con Veneziano oggi. Ora stai zitto, guarda. Madonna, che palle. Ma il mio avversario di che nazionalità è? Vediamo. Cioè, è un malesiano di merda. No, guarda, non ho parole. Sbagliare l'ultima curva. No, Fioi, no, sono incazzato nero. Ragazzi, chiudiamo qua il video perché sono incazzato e potrei spaccare qualcosa. Ho bisogno di commenti. No, va bene se va bene la difficoltà e va bene la velocità e la distanza. Io però la prossima gara, nel prossimo video volevo fare difficoltà difficile e sempre 3 giri. Ho buttato via un secondo posto o comunque un podio. Vabbè ragazzi, però i flashback non li voglio usare perché voglio divertirmi così, è più bello. E poi è bello sentire il commendone incazzato, è una cosa meravigliosa. Vabbè, lasciamo perdere, raga. Silenzio stampa comendiano. Ragazzi, un saluto dal sì, ciao, raga. Non riesco neanche a parlare. Sono troppo incazzato. Ragazzi, un saluto dal comendone incazzato, pilota di Moto 3 veneziano. Ciao! Vaffanculo, malesiano di merda!